Corriere Imprese, aprile 2025. Le lepri del Nord-Est. Cantina Pizzolato. L'audacia di nascere bio, prima ancora del bio. È stato Ray Smailor, all'inizio del XX secolo, a spiegare quando una persona può essere definita audace visionaria. Lo è chi è capace di immaginare ciò che ancora non esiste, di agire con coraggio per trasformare quella visione in realtà, sfidando lo status quo, combinando creatività e determinazione e assumendosi rischi anche elevati pur di portare avanti idee innovative. Settimo Pizzolato, nel 1981, aveva 23 anni e in quell'occasione ha dimostrato di esserlo. La cantina Pizzolato di Villorba oggi è un'azienda con un giro d'affari di 26 milioni di euro, di cui il 93% di export. Ha un organico di 50 persone, erano 20 un lustro fa. Ha un volume di 10 milioni di bottiglie. La proprietà e il team sono composti da Settimo Pizzolato, Sabrina Rodelli, e dalla next gen del leader e fondatore, Federico e Stefania Pizzolato. Il primo 33enne, la seconda 31enne. La visione. L'idea rivoluzionaria di Settimo è stata voler produrre solo vino biologico, in un'epoca in cui si parlava solo di lotta integrata per controllare i parassiti e le malattie, riducendo al minimo l'uso di pesticidi chimici in agricoltura. Nel 1987, 6 anni dopo la fondazione dell'azienda, Settimo attiva la linea di imbottigliamento, da cui escono le prime 6.000 bottiglie di vino biologico fermo. Tutto ciò è successo ben prima dell'adozione del regolamento CE numero 2092 del 1981, che ha introdotto norme specifiche per l'agricoltura biologica. Se c'è qualcuno che vuol sapere come si fa a perseguire con ostinazione, con audacia ma senza imprudenza, la propria idea e diventare audaci visionari, lo vada a chiedere a Settimo Pizzolato. Competenze e tempo. La famiglia Pizzolato in realtà aveva già un'impresa agricola che coltivava frutta e verdure. Quando il padre chiama Settimo in azienda, il figlio non si limita a seguire il solco già tracciato, ma porta la sua visione, ovvero spostare il focus sulla vigna e puntare solo sul biologico. Detto in altri termini, Settimo vuol cambiare pelle all'impresa di famiglia. In generale, questa situazione è causa di conflitti tra generazioni che spesso, come riportano le cronache, porta l'azienda sulla via del declino. Nel caso specifico, ciò non è successo. Una delle ragioni è il fattore tempo. L'innovazione radicale introdotta da Settimo ha aperto nuove prospettive di sviluppo di prodotti e mercati, di posizionamento competitivo e di crescita dimensionale. Tutto ciò si è sviluppato nel medio-lungo termine, senza delegittimare la generazione senior nel breve termine. È un'ottima lezione di imprenditorialità, imitabile da tutte le imprese familiari, che sempre più spesso si trovano a far convivere la generazione al vertice con una next gen che porta nuove competenze e interpreta nuovi stili di vita e consumo, i quali reclamano traiettorie che sfidano la legacy dell'impresa.